Amici di Sportisili, ben ritrovati qui dal campo della Fincantieri, match valido per il campionato regionale allievi Under 16 girone B, di fronte la capolista Fincantieri e il Junior Sport Club. Partita tutta da seguire, non solo per capire quale sarà il destino della squadra di mister Adeola, che sta volando in testa alla classifica con 13 vittorie e 2 pareggi nelle prime 15 partite di questo campionato, quanto anche per capire le ambizioni di questo nuovo gruppo, affidato tra l'altro a un tecnico molto valido in ambito giovanile come Alessandro Giuffre, e con Domenico Siracusano a dargli una mano. Da capire anche appunto l'impegno per i ragazzi oggi in maglia rossa. Ricordo che abbiamo appena seguito da qualche minuto la sfida al Cardio Palma tra gli allievi regionali Under 16 di Cus Palermo e Città di Trapani, con la vittoria in extremis della squadra ospite per 1-0. Ci aspettiamo di seguire una partita altrettanto emozionante anche in questo prosieguo. Ci abbiamo verso l'ora di pranzo, ovviamente siamo certi che sarete radunati, ma speriamo di accompagnarvi appunto verso il pranzo con una partita divertente, una partita molto interessante che sta per cominciare. Primo pallone per il Junior Sport Club, che gioca in completa tenuta nera, dall'altra parte maglia rossa, pantaloncini e calzettoni blu per la Fincantieri. Direttore di gara che sistema il cronometro e dà il via alla partita. Inizia Fincantieri Junior Sport Club con le formazioni, partendo dalla Fincantieri che schiera Messina in porta, poi Barba Giovanni anzi, questa è la formazione, scusate, della Junior Sport Club. Andiamo con quella della Fincantieri che schiera Martorana in porta, poi con il 2 Randazzo, col 3 Spata, col 4 Teresi, col 5 Di Maggio, col 6 Lo Iacono, col 7 Fontana, con l'8 Chiarello, numero 9 Taormina, numero 10 Palma, numero 11 Piazza. Dall'altra parte appunto il Junior Sport Club risponde con Messina in porta, Barba Giovanni col numero 2, Addinga con il numero 13, Siracusano col numero 4, Caruso col numero 5, Lenzo col numero 6, Campo col numero 7, Virecci con il numero 9, Virecci con il numero 8, Molica col numero 9, passa l'acqua col 10, Giglia con il numero 11. Entriamo in cronaca con il pallone recuperato da Palma per Piazza, il servizio per Taormina sulla corsa. Taormina prova a convergere, viene fermato, ancora Taormina in possesso del pallone, cerca di passare, viene chiuso però da Caruso, di testa Teresi, poi Chiarello all'indietro per i due centrali, in particolare per Lo Iacono che lancia in avanti, colpo di testa di Caruso a mettere fuori, poi c'è l'intervento con il recupero palla di Palma, subito un colpo e mette il pallone fuori correttamente Giglia. E Randazzo che restituisce sportivamente il pallone agli avversari. Caruso ancora dal suo portiere Messina, scambiano i due. Caruso, giocata corta per Lenzo che resiste a una carica, poi Taormina recupera. Palma, la palla dentro a cercare Piazza, l'uscita da parte di Messina che innesca subito i compagni, in particolare Addinga. Poi c'è la chiusura di Spata in fallo laterale. La palla recuperata da Chiarello a centrocampo, poi Palma non tocca bene, allora fallo laterale per la squadra in maglia nera con Addinga che va alla battuta lunga, cerca la sponda Molica, poi Lenzo all'indietro, Addinga indietro per Messina. Caruso
sbaglia il tocco, Fontana recupera, poi Taormina, scambia ancora con Fontana, la palla gli sbatte addosso, la perde, poi recupera Randazzo, Fontana, tocco per Taormina, ha il problema di girarsi, allora scarica su Chiarello, apertura a sinistra per Spata che opera il cross, deviazione in calcio d'angolo da parte di campo, anzi no, ha sbagliato completamente il cross Spata e allora ci scusiamo per la svista e si riparte col fallo laterale, o meglio, scusa, per il rinvio dal fondo, con Messina che decide di giocare corto su Siracusano, a Dinga, sbagliato il tocco, recupera Chiarello che gira su Teresi, rimbalzo irregolare davanti a lui però non lo distrae, e allora Di Maggio per lo Iacono che evita un avversario, ancora lo Iacono, altra finta, altro dribbling, poi lancio verso Taormina che prova a sfondare, Taormina col pallone che non viene controllato bene, allora Barba Giovanni in avanti verso Passalacqua, pressato Passalacqua senza fallo, Piazza cerca Taormina, anticipato però l'intervento in fallo laterale di Siracusano. La battuta di Di Maggio, lunga verso l'area, lunga verso Taormina che fa sponda, Chiarello non riesce a controllare, è calcio d'angolo, eccolo, sì, il primo calcio d'angolo per la Fincantieri, con la battuta affidata al piede sinistro di Alessandro Fontana, gli si fa incontro Teresi ma Fontana andrà sicuramente verso l'area di rigore. La battuta di Fontana, secondo palo Di Maggio, la palla sorvola la traversa, prima chance per Kevin Di Maggio. Intanto Taormina recupera, Taormina con il cross, la palla recuperata dal Junior Sport Lab, poi la pressione da parte di Spata col fallo secondo l'arbitro. Esce palla al piede Caruso, pressato da Taormina che lo mette in difficoltà e lo costringe ad arroccarsi all'indietro. Dovrebbe ripartire l'azione con un rinvio forse. Si riparte con la palla giocata corta ma giocata anche male da Siracusano. Allora Fontana controlla, serie di finte, Fontana il dribbling sinistro ribattuto, recupera però ancora palla Alessandro Fontana, tocco per Palma, pressato, riesce ad avere un guizzo e ad appoggiare sullo Iacono. Lo Iacono, altra giocata rischiosa ma efficace, centrale sicuramente molto tecnico. Poi Fontana, la palla in profondità per Taormina viene letta bene, esce palla al piede la squadra ospite con Lenzo, poi la girata tentata da Molica, ancora l'anticipo di Loiacono però sui piedi di Passalacqua. Barba Giovanni appoggia per Caruso che gli restituisce palla, lungolinea, l'anticipo di Randazzo, poi Fontana in bello stile per Palma che colpisce in pieno Taormina, per la pressione su Caruso che riesce a girarla verso Giglia che subisce fallo ma si gioca, Passalacqua, converge, serie di finte del numero 10 ospite che va praticamente sul fondo, lo chiude lo Iacono che poi lotta su questo pallone, la rimessa è per la JSL con Barba Giovanni.
battuta di Barbagiovanni, l'anticipo nei confronti di Giglia. Altra rimessa per gli ospiti, sempre con il numero 2. Questa volta ha cercato Molica, anticipato, poi lo Iacono calcia fuori. Barbagiovanni indietro su Caruso. Siracusano. Centrale, arriva l'appoggio rischioso ma efficace di campo. Caruso. Anticipo secco di Loiacono, poi Fontana, la meglio su Caruso. Scappa Taormina in profondità, la palla è per lui. Taormina sull'uscita di Messina, che lo manda in fallo laterale. È stato bravo qui Messina a farsi trovare già qualche metro fuori dalla sua linea di porta per anticipare la fuga di Simeon Taormina. Simeon Taormina che un paio di settimane fa ha anche giocato tra i pali, vista l'assenza di Martorana. Siracusano può avanzare, lancio lungo, il controllo da parte di Molica che può avanzare, prende campo il numero 9, il lancio intercettato, poi Chiarello sbaglia, poi il tocco Teresi. Allora attenzione all'avanzata ancora di Molica, lo scarico su Passalacqua e su Giglia, arriva quest'ultimo che arma il destro, c'è la deviazione, Molica si avventa sulla sfera ma Martorana gli salta in testa e abbranca la sfera. Qui Palma scivola, prova ad arrivare Chiarello che in effetti arriva. Taormina scarica su Piazza. Palma allarga, bella palla però intercettata. Su mentre nell'azione Fontana allarga ancora su Spata. Spata l'1 contro 1 con Addinga, lo scambio con Piazza che si chiude. Spata in area di rigore, viene fermato e poi può soltanto spazzare il pallone Lenzo. Fincantieri che inizia ad accendere il motore dopo i primi 10 minuti quasi di studio. Palla verso l'area, controlla Palma, poi la palla rimane in area. Viene anticipato provvidenzialmente anche Teresi, arriva sul pallone Randazzo. Lo Iacono. Il dribbling, fallo di Molica. Iacono gioca corto su Teresi, poi Di Maggio. Sbagliato il tocco per Palma, allora può ripartire lo Junior Sport Club con il tocco di Passalacqua. La corsa in avanti, subito fermata di campo. Di Maggio, Palma, Chiarello sterza, c'è la salita di Randazzo, l'ha vista Chiarello, gran palla per Randazzo che sprinta contro Barbagiovanni, ancora Randazzo, la palla dentro per Taormina che si gira, Taormina! Conclusione fuori e prima azione pericolosa della Fincantieri con Taormina. Subito giocato il pallone da Siracusano verso Addinga. Affrontato da Piazza che mette il pallone in fallo laterale. Palla lunga a cercare campo. Poi Addinga non controlla e allora può ripartire con una rimessa la Fincantieri che adesso inizia a pressare gli avversari. Batte Di Maggio verso l'area di rigore, stacca Lenzo, poi la palla rimane lì, Addinga la controlla, calcia lontano, può soltanto allontanare Di Maggio, l'ottimo stop del capitano della Fincantieri che poi sventaglia verso Fontana, anticipo di Messina. Barbagiovanni pressato da Taormina che lo sposta regolarmente e restituisce palla ai suoi compagni. Lo Iacono un po' rischioso su Randazzo che restituisce palla. Martorana
Tocca ancora per lo Iacono Teresi Di Maggio. Come sempre non ha paura di girare palla dalle retrovie. La Fincantieri qui per esagera. Sempre Barbagiovanni a battere le rimesse. Il tocco di Lenzo, sbaglia Barbagiovanni sul controllo. Teresi, Fontana, lo Iacono, Martorana, il dribbling è ancora per Michael Lo Iacono. Teresi, Fontana non controlla, subentra Taormina però a dare una mano. Chiarello, si è sganciato di nuovo Randazzo, non visto questa volta dai compagni come in occasione di un paio di minuti fa. Lo Iacono, questa volta c'è la palla per Randazzo, altra sgroppata del terzino destro della Fincantieri che punta Barbagiovanni, lo salta, ancora Randazzo, guarda la porta, poi cerca la palla al centro, Piazza può soltanto controllare e non riesce neanche a farlo bene. Possesso però vivo per la Fincantieri con Di Maggio che sbaglia ancora. Il tocco di campo, l'intercetto da parte di Randazzo che prova ad arrivare, l'ultimo tocco è il suo. Fallo laterale per il solito Barbagiovanni. Quarto d'ora scaduto. La battuta di Barbagiovanni sfiora Randazzo, allontana lo Iacono. Palma può agganciare, non è granché il suo controllo. Poi la palla scorre rapidamente verso Martorana che si accartoccia e blocca. Teresi, Spata, Palma sta sbagliando molto come sempre. Chiarello allarga sullo Iacono. Teresi, lancio lungo di testa in qualche modo Piazza, poi Palma aggancia, pressato col fallo, gli passa l'acqua. Teresi, lo Iacono prende campo, poi trova spazio per Randazzo, lo serve. Randazzo con il cross sul secondo palo, la smanacciata da parte di Messina. Poi Piazza va giù. Rimessa per la Fincantieri. Rimessa per la formazione di casa. La palla che arriva in area di rigore. Taormina liscia la conclusione. La palla può essere ancora per lui, ma scivola ancora una volta e Barbagiovanni riesce ad allontanare. Poi c'è l'errore da parte di Giglia che poi recupera sul passaggio di Teresi. Ancora Teresi a ringhiare sugli avversari. Per poco non recupera, alla fine passa l'acqua, gioca ancora su Giglia, contrasto con Randazzo, rimessa Fincantieri. Randazzo, Chiarello, conduce palla, Piazza, controllo, ancora Piazza, la tiene, sempre Piazza, scarico su Palma che però ancora una volta non controlla nel migliore dei modi, allora Teresi pulisce per Di Maggio. Lancio del capitano, il tocco da parte di Siracusano, allora può provare a ripartire con passa l'acqua la squadra ospite. Cercato Campo che prende in controtempo Spata e riesce a controllare. Spata però ha un ottimo guizzo e recupera. Piazza, Palma, apertura sulla destra, c'è Fontana con il rinforzo di Randazzo. Fontana però preferisce andare verso il centro sbagliando, ma ritrova il pallone. Fontana, tocco centrale, Piazza, palla di ritorno troppo lunga per tutti, non c'è la sovrapposizione di Spata e allora palla persa.
Qui intanto il tocco di mano di Piazza. E punizione. Intanto attenzione all'occasione per Palma, che per poco non andava a bersaglio. Si riparte ancora dalle retrovie con Caruso per il Junior Sport Club. Barba Giovanni rischia di perdere palla, alla fine la perde. Fontana converge, scarico per Chiarello, riesce a controllare, riesce anche a calciare, palla fuori. La battuta per Caruso, poi Messina torna dal suo capitano. La battuta con lo spazio per Passalacqua, che può controllare e torna dal suo portiere. Caruso viene incontro Giglia, ma non riceve. Randazzo scambia con Teresi, ancora Randazzo, sempre di prima, cerca Tormina, trova Caruso. Poi Tormina, un ottimo guizzo e recupera palla. La perde però poco dopo Fontana. Ritmi bassi e palla persa qui dalla Fincantieri con Molica. Recupera Teresi, che poi rischia qualcosa e di fatto rende la palla agli avversari, ma qui c'è l'erroraccio. E allora Tormina che può spingersi, Tormina accelera, Barba Giovanni indietro, Messina la tiene in campo. Superata la metà del primo tempo, 0-0. Siracusano in avanti, Di Maggio di testa, poi Palma, spalla alla porta. Tocco di Teresi per Di Maggio in proiezione offensiva, il cross col sinistro, Messina l'aspetta lì, la blocca. Tocco corto per Caruso. Giglia cerca la giocata col tacco, ritrova comunque il pallone, lo scarico indietro, poi Barba Giovanni ancora dal suo portiere. Messina lancia verso Addinga, che riesce a controllarla, ma di fatto la sistema per Piazza. Poi il cross troppo lungo. La battuta lunga, poi Randazzo anticipato da Giglia, che può prendere campo per vie centrali. Randazzo recupera la posizione, recupera anche palla. Lo Iacono, Martorano, Di Maggio, Teresi. Prende campo il playmaker della Fincantieri, che attende il momento dei compagni, vede l'ennesima sovrapposizione di Randazzo, la palla è per lui. Questa volta c'è l'anticipo da parte di Giglia e all'improvviso torna su la Fincantieri con un fallo laterale in zona d'attacco. Qui Palma cerca la giocata, viene fermato dall'intervento di Lenzo, poi Giglia pressato e fermato da Fontana, che decide di ricominciare dal suo portiere. Lo Iacono, lancio lungo per la corsa di Tormina, che parte in posizione regolare, se la sistema con la testa. Tormina fermato al momento di tirare da Siracusano, che è rimasto a terra. Poi Piazza, intervento, poi la palla messa fuori.
qualche problema per Siracusano. Scontro fortuito con Taormina in occasione del tentativo di poco fa. Una rimessa adesso per il Cus, è ancora a bordo campo a farsi curare Siracusano, però sembra in grado di riprendere il gioco. E palla persa adesso dal Cus, fallo laterale, rientra Siracusano, si torna 11 contro 11. Piazza. Tocco per Fontana che può avanzare, si allarga per ricevere. Palla sul sinistro, Fontana converge. Palla messa al centro, deviazione di Caruso di testa, poi prolunga passa l'acqua sui piedi di Palma. Palma dribbla un avversario, guarda la porta, cerca il tiro, palla fuori. Tanto palla messa in fallo laterale, torna a soffrire la squadra ospite sul giro palla dalle retrovie. È anche difficile cercare un appoggio lungo, quindi un po' di difficoltà, anche se poi alla fine la Fincantieri concede qualcosa. Intanto palla in avanti, Palma fermato, poi ancora Piazza a recuperare palla per la Fincantieri. Tutto regolare secondo l'arbitro, va giù Piazza, recupera Fontana. Tocco per Teresi, salto di uomo un po' come nel rugby. Poi lo Iacono e Teresi, quest'ultimo salta un paio di avversari, altro dribbling però troppo solo. Non sarà contentissimo mister Adeola di quello che sta vedendo, soprattutto nella gestione del pallone. Il tocco per lo Iacono, scambia con Teresi, poi Di Maggio. Il lancio del capitano della Fincantieri verso Taormina che fa scorrere il pallone, viene raddoppiato però. Di Maggio recupera e innesca ancora l'azione. Ancora Di Maggio che allarga la palla che viene toccata da Barbagiovanni. Randazzo, la parata. Poi ancora Randazzo, attacco vivo sinistro sul fondo. Doppia chance qui per Randazzo, ma la palla finisce fuori. Bastata una verticalizzazione da parte di Di Maggio per mettere in difficoltà la linea difensiva della Junior Sport Club. Qui ancora Randazzo, cerca il recupero, la palla finisce fuori. Rimessa per i neri. Con Barbagiovanni. Anticipo di lo Iacono. Palma. Chiarello.
il lancio dalle parti di Piazza anticipato dall'intervento di Addinga, poi subentra nell'azione Virecci che lancia lungo e c'è il controllo da parte di Campo, fermato da Spata, poi ancora Campo con la scivolata, subentra Chiarello che va col break centrale, avanza Chiarello inseguito da Passalacqua, tocco per Piazza, c'è Teresi tutto solo, Piazza lo serve con un istante di ritardo, perde il tempo, perde anche palla, poi la recupera però e poi c'è il fallo di Addinga su Chiarello. C'è il calcio di punizione per Kevin Di Maggio che sistema il pallone, fa salire i compagni, arriva anche il fischio, tocco per Spata. Spata va a puntare, in questo caso Molica, che ha buon gioco. Dribbling da parte del numero 9 che tocca per Addinga, il quale attende la sistemazione dei compagni. C'è il tocco da parte di Lenzo con Chiarello che però lo ferma, la palla però finisce in fallo laterale, può uscire dal gorgo la Junior Sport Lab quando siamo alla mezz'ora. Lenzo può provare a girarsi, la pressione di Taormina che mette ancora in fallo laterale. C'è il tocco a recuperare da parte ancora della Fincantieri. Chiarello, lo Iacono, Teresi scambia col suo centrale che poi porta avanti palla, il servizio per Fontana che può girarsi, la sterzata su Passalacqua per la palla messa al centro a cercare Taormina. Non c'è stata deviazione, non c'è stato neanche l'intervento del puntero in maglia rossa, pallone che si perde fuori. Qui recupero di Piazza che subisce anche un calcione da Addinga, l'arbitro lascia giocare. Si rialza Diego Piazza. Situazione meteo particolare perché ci siamo svegliati con le strade di Palermo bagnate dalla pioggia di tutta la notte. Adesso c'è il sole, c'è anche un clima un po' più primaverile, mentre si riparte da capo con Teresi, Di Maggio, l'avanzata e lancio per Chiarello, Piazza che si è ripreso, tocco ancora per Chiarello, l'arbitro salta il pallone, poi il pallone spazzato dalla linea difensiva della Junior Sport Lab. Palma, Chiarello cerca ancora di scavalcare dalle parti di Randazzo, esce con i tempi giusti Messina. Di Maggio con l'anticipo, però la palla è per Passalacqua che si rifugia da Caruso. Barba Giovanni sbaglia il passaggio lungolinea, la rimessa per Randazzo, sbaglia il tocco Teresi, poi c'è Molica che fa la sponda, il lancio in avanti per Passalacqua anticipato da Di Maggio. Fontana riesce a tenere palla in mezzo a due, poi Palma, Taormina, tocco per Fontana, palla in avanti, troppo lunga per Piazza e Messina fa suo il pallone. Siracusano pressato da Taormina, la palla finisce in fallo laterale, rimessa a Fincantieri. Taormina palleggia, poi Spata pressato da Campo, riesce a girarsi molto bene. Teresi qui rischia, riesce comunque a trovare lo Iacono. Apertura per Spata, pressato e fermato da Campo, rimessa proprio davanti alla panchina di mister Adeola.
che sta guardando in piedi, in silenzio, ormai da qualche minuto la partita. Qui Teresi, con Piazza che non capisce le intenzioni del compagno. Chiarello. Palma. Pressato. Scarica su Taormina che fa sponda ma sbaglia. Qui la sponda invece riesce a campo ma non riesce Lenzo a tenere palla. E allora Fincantieri che riparte. Fontana, palla sul sinistro, finta il tiro, poi la palla dentro, geniale per Palma. Palma è defilato, cerca lo scarico per Fontana. Qui ha perso l'attimo giusto per la giocata dopo l'ottima idea da parte di Alessandro Fontana. Poi rimessa per la Junior Sport Club. Piazza, Chiarello, il dribbling, poi ancora Chiarello, la tiene, trattenuto, l'arbitro fischia in suo favore. Poi cenno di scuse. Lo schema per la battuta di Chiarello, prova ad arrivare, arriva Teresi ma commettendo fallo su Messina. Anche qui c'è di intesa tra i contendenti e calcio di punizione che verrà battuto proprio dal portiere del Junior Sport Club. La battuta lunga di Siracusano, ma anche in questo caso non riesce a innescare una manovra offensiva degna di questo nome. La squadra in completo nero. Teresi, lo Iacono. Ultimi 4 minuti del primo tempo in arrivo. Con lo Iacono che lancia ancora per la corsa di Randazzo. Randazzo arriva per primo, poi forse è troppa fretta di crossare. E non trova l'impatto giusto col pallone. Passa l'acqua. Lenzo colpito involontariamente da Taormina. Poi Siracusano. Passaggio sbagliato, arriva Di Maggio che mette giù e poi prova a far correre Taormina. Ancora una volta però prende bene il tempo Caruso. La palla recuperata da Chiarello per Addinga in fallo laterale. Qui Palma non riesce a tenerla, ma ha subito fallo. Calcio di punizione con Di Maggio che va in area e con Teresi. Se ne va Palma, arriva Fontana. Da capire quale sarà lo schema in questione. Fontana cerca questa conclusione che Messina smanaccia e poi mette in fallo laterale Barba Giovanni. La battuta di Di Maggio che sarà lunga verso l'area di rigore. Palla verso l'area, Taormina di testa con la palla che si impenna e va fuori. Messina batte lungo, trova però Chiarello.
Piazza. Palla per Palma che ha spazio anche per tentare il tiro. Invece c'è Ercali imbucata. Qui le strigliate da parte dei due allenatori, per motivi diversi ovviamente. Intanto recupera palla Teresi, prova ad arrivare Palma, deve allungare la corsa, deve affrettare i passi Messina per uscire. Ultimo minuto in corso qui alla Fincantieri, 0-0 tra la squadra di casa e la Junior Sport Lab, mentre spazza male Siracusano e potrebbe chiudere in avanti con questo pallone la squadra di mister Adeola. Di Maggio, lo Iacono, Teresi, ancora lo Iacono, Palma, Teresi ancora, poi Chiarello, Teresi imbuca verso Piazza che è in posizione regolare. Piazza sull'uscita di Messina e la palla che termina in rete per il vantaggio della Fincantieri. Segna Diego Piazza, un gol che equivale ad una liberazione per la Fincantieri, che proprio allo scadere del primo tempo trova il gol del vantaggio. E si giocherà per un altro minuto non appena riprenderà il gioco, con la Fincantieri che ha tolto il tappo alla partita. Il gol di Diego Piazza dopo una verticalizzazione finalmente efficace, ne ha tentate tante la squadra di casa prima di arrivare al gol. Intanto cerca l'uscita ma perde palla la squadra ospite. Tormina insegue, Caruso recupera e Siracusano può impostare. Tocco lungolinea alla ricerca di Lenzo, la palla esce oltre la linea laterale, rimessa per gli ospiti con Addinga alla battuta di testa Piazza. Poi Taormina fa sponda per Palma che sbaglia, ancora Addinga in avanti, Campo fermato, Chiarello gira per Teresi, il quale stavolta sbaglia nel verticalizzare. Chiarello tocca e per l'arbitro basta così per il primo tempo. Finisce 1-0 per la Fincantieri questa prima frazione di gioco. La rete proprio allo scadere della prima frazione da parte di Diego Piazza. Non una partita eccessivamente spettacolare, ma comunque una gara godibile e che la squadra di Adeola per il momento sta portando a casa. Restiamo collegati durante l'intervallo, poi secondo tempo qui dalla Fincantieri.
Sta per iniziare il secondo tempo qui dalla Fincantieri, il secondo tempo tra Fincantieri e Junior Sport Club. Ricordo il punteggio 1-0 alla fine del primo tempo. Con la squadra di Mister Adeolo che ha trovato il gol del vantaggio praticamente al 40esimo, alla fine della prima frazione, con Piazza. Inizia la ripresa col primo pallone di questo secondo tempo affidato proprio ai padroni di casa, e qui rischiano un po' già dal calcio d'inizio, prima che la sfera arrivi a Martorana, che è il portiere della Fincantieri, difensiva con Randazzo a destra, con Spata a sinistra. I centrali sono lo Iacono e Di Maggio, che adesso è in possesso palla. In mezzo al campo Teresi Chiarello con Palma a svariare su tutto il fronte offensivo, con Simeon Tormina punta centrale e con gli esterni che sono Fontana e appunto Piazza. Dall'altra parte Junior Sport Club che risponde, mentre qui gestisce palla rischiando qualcosa, con Messina tra i pali, mentre qua attenzione a Chiarello che recupera una buona palla. Chiarello con la traccia in profondità per Tormina, l'uscita di Messina, che è appunto il portiere del Junior Sport Club in difesa. A destra a Dinga, a sinistra Barba Giovanni, centrali sono Caruso e Siracusano. A centrocampo agisce Virecci con Passalacqua e con Lenzo. Sugli esterni Campo e Giglia. La punta centrale è Molica. Mentre intanto Tormina, spalla alla porta, si gira, inclusione sporcata, poi tocca Messina ingenuamente e regala calcio d'angolo. Fincantieri che porta in panchina in ordine numerico Tripoli, Ruvolo, Polizzi, Scafidi, Doncorre e Di Maria. Dall'altra parte in panca i portieri Campisi e Toscano, poi Cipriano, Prestipino, Arbawi, Russo, Tumeo e Raffaele. La battuta verso l'area di rigore, colpo di testa di Di Maggio, salvataggio sulla linea, poi attacco ancora vivo con Tormina, Piazza, tiro deviato e poi allontana la difesa. La palla scaricata indietro da Campo, poi Siracusano e Caruso in qualche modo allontanano, ma arriva Fontana a recuperare. Fontana fermato, arriva Teresi, Fontana ancora, palla sul sinistro, tocco per Chiarello che guarda la porta, Chiarello sterza sul destro, ancora Fontana. Va ad imbottigliarsi qui l'attacco della Fincantieri con Chiarello che riceve ancora. C'è la corsa di Spata che mette al centro, però se non perfetto, che si perde fuori. C'è il primo cambio per la Junior Sport Club, con l'uscita di Virecci. Al suo posto entra Prestipino. Si riparte con Siracusano, tocco per Messina. La battuta in avanti, scavalcato Barba Giovanni, che comunque fa cenno positivo al suo compagno. Sbaglia anche Teresi che poi prova a recuperare. Randazzo, poi c'è lo scambio sempre sulla destra, Fontana smista su Chiarello, Palma qui rischia e sbaglia, gli dà una mano Di Maggio che recupera. Di Maggio col sinistro con il suo piede, ne esce un passaggio sbagliato. Il tocco all'indietro per Messina. Pallone in avanti, il tocco con il recupero di Randazzo in avanti per Tormina che è in posizione regolare. Teresi in profondità per la corsa di Fontana. Fontana, serie di rimpalli, la palla che rimane lì, ancora Fontana, Randazzo, il cross, ci arriva col tacco Tormina, poi il tiro e ancora Piazza per il 2-0 della Fincantieri. Un'azione insistita
sulla fascia e poi bravissimo ancora Diego Piazza. 2-0 Fincantieri. Di Maggio, il dribbling, poi il tocco largo per Spata, però tocco un po' pigro da parte di Di Maggio, che poi viene aiutato da Spata a recuperare palla e serve Chiarello. Spata lungo in avanti verso Piazza, che in posizione regolare. Piazza con l'uscita di Messina, quel pallone ancora buono. Piazza, serie di finte, il passaggio con Addinga che interviene. La battuta di Spata, scambio con Tormina e pallone messo al centro. Messina la fa sua. Batte Messina. Colpo di testa di Spata, poi Piazza. Chiarello viene anticipato ma trova comunque il pallone. Viene affrontato da campo, tutto regolare, recupera Piazza. L'arbitro lascia giocare a 2 passi dall'azione. Poi recupera Teresi, ma è rimasto giù ancora Piazza. Si è rialzato Piazza, ha restituito palla a Junior Sport Club con intanto Ruvolo che è pronto a bordo campo già da qualche minuto, ha accelerato gli esercizi di riscaldamento. Qui Palma recupera una bella palla, Taormina in avanti per Piazza, Piazza apre, Palma la sistema, era in fuorigioco ma aveva tentato una giocata, un eccesso di leggerezza, un eccesso di confidenza. E c'è il cambio con Ruvolo pronto. Esce proprio Piazza, mattatore della partita, forse anche risente ancora del colpo subito in precedenza. Non vuole rischiare mister Adeola, vista anche l'importanza del giocatore alla maglia numero 11, decisivo fin qui con i suoi 2 gol che stanno regalando, almeno per il momento, alla sua squadra la vittoria numero 14 su 16 giocate. Tanto c'è ancora un giocatore a terra. Ricordiamo che in virtù della netta vittoria del Prato Verde sul Casteldaccia per 6-0 tutto si risolverà sicuramente alle ultime 2 giornate. Ricordiamo 5 punti e 2 partite da giocare.
per la Fincantieri. Bastato un compunto che potrebbe anche, volendo, arrivare dalla gara di settimana prossima proprio sul campo del Prato Verde. Intanto entra a Tripoli ed esce Spata. Caruso, il tocco con la chiusura ai danni proprio del nuovo entrato di Casa Junior Sport Lab. Poi intervento su Siracusano e fallo laterale. Partita che comunque continua a scivolare sullo stesso binario che abbiamo visto nel primo tempo, con la Fincantieri che fa la partita di fatto. Se la rimessa intanto di Randazzo, allontana Barba Giovanni. Altro fallo laterale, questa volta Di Maggio, va dentro l'area, il colpo di testa da parte di Lenzo, poi passa l'acqua scarica, Barba Giovanni rischia qualcosa. Alla fine Caruso allontana, ma ancora batti e ribatti che favorisce il capitano degli ospiti. Di Maggio vince un rimpallo, ancora Di Maggio usando il suo fisico. Il tocco per Teresi che scucchiaia per Fontana, il quale non arriva sul pallone, che è comunque uscito oltre la linea di fondo. Messina, attenzione alla palla recuperata, Fontana, il tiro, blocca Messina. Calcio d'angolo. C'è la battuta all'indietro di Fontana per Palma. Soluzione complicata. Qui altra palla recuperata, sempre Fontana con un giocatore avversario però a terra. Gioco che si ferma. Fontana, fermato. Poi l'errore che favorisce Teresi. Finta il tiro Teresi. Guarda ancora la porta. Poi c'è forse fallo su Teresi. L'arbitro lascia giocare. Colpisce Tripoli, ma c'è anche Teresi a terra.
Gioco un po' spezzettato, sono già 3 i giocatori che sono andati a terra in questo breve frangente. Tanto potrebbe fare ricorso già a 3 cambi mister Adeola. Con intanto forse anche un piccolo consulto tra il direttore di gara e il tecnico ospite. Adesso forse dovrebbe riprendere il gioco, sì, con la rimessa, il pallone restituito alla Fincantieri. Si è ripreso Teresi, Chiarello può avanzare, Chiarello poi allarga dalle parti di Randazzo che lascia rimbalzare, poi controlla, finta il cross, lo mette adesso, palla lunga per Fontana, poi Prestipino, fermato da Chiarello, l'arbitro vede un fallo però del numero 8, arrivano adesso i cambi, anzi ne arrivano dopo perché l'arbitro ha fatto riprendere il gioco. Teresi, Di Maggio con la traccia in profondità, bellissima per Tripoli. Tripoli mette in mezzo la conclusione di Taormina e il 3-0. E Taormina che torna a giocare in avanti, torna a segnare. E la rete del Tris per la Fincantieri. Arrivano adesso i cambi. Qui però gran palla, gran merito a Di Maggio con una traccia d'esterno in verticale a servire Tripoli subito nel vivo del gioco. In campo Scafidi al posto... Entra Scafidi sicuramente. Entra sicuramente Polizzi ed è entrato Doncor. Doncor al posto di Randazzo. Poi fuori Teresi. E dentro Polizzi. È uscito anche Fontana per fare posto appunto ad Aymen Scafidi, autore di una delle reti con cui la Fincantieri ha avuto ragione. Poi ha vinto l'ultima gara interna. Tanto Chiarello con la palla in profondità sulla corsa, con la chiusura ai danni di Ruvolo. Poi Doncor, serie di finte di Doncor. Ruvolo, palla per Palma, la ruleta di Palma, gran giocata, Palma alla piazza, c'è la parata Fontana, anzi Taormina ovviamente. Lapsus che si ripete, ma si ripete anche il gol del 4-0 ed è doppietta anche per Simeon Taormina. Rete del 4-0 di Laga, la Fincantieri con il suo numero 9. Dunque doppio Piazza, doppio Taormina, vola la Fincantieri. Palla intanto in avanti, Ruvolo anticipato da Caruso. Palla che riparte dal fondo con Messina.
Si riparte con un fallo laterale con Barba Giovanni. Poi si lotta in mezzo al campo, stacca Scafidi che appoggia largo su Palma. Doncor anticipato. Ruvolo riesce a tenere palla sull'attacco anche di Giglia che gliela mette in fallo laterale. Polizzi. Di Maggio. Comunque si è ridisegnata un po' con una specie di 4-2-3-1 la Fincantieri, perché lo Iacono è passato a destra in difesa con Polizzi che gioca centrale, con appunto lo Iacono che fa il terzino. A centrocampo ci sono Chiarello e Palma, sulla tre quarti Scafidi, alla destra gioca Michael Doncor. Tripoli. Taormina allarga dove c'è Doncor che viene anticipato, doppio tocco con la mano di Giglia, l'arbitro non ravvisa. La palla in avanti ancora per la Fincantieri con Scafidi che fa sponda su Chiarello. Ancora Scafidi fronte alla porta, ha rimontato qui Scafidi, poi la palla finisce fuori. La battuta in avanti, l'anticipo da parte di Tripoli, arriva Taormina, resiste Taormina, vince un altro rimpallo, viene però chiuso, ma attenzione, arriva dalle retrovie Palma, tiro ribattuto. Qui ancora anticipato Molica che però riesce a tornare sulla sfera e a servire passa l'acqua. Lenzo la tiene. Si lotta in mezzo al campo. Poi Chiarello, pennella a sinistra per Tripoli, molto nel vivo del gioco. Qui crossa nonostante il rimbalzo sfavorevole. La palla finisce fuori. Siracusano fa passare Prestipino. Poi la palla calciata in avanti da campo, messa in fallo laterale. Qui cerca la giocata lungolinea a Dinga, ma non la trova. Di Maggio la porta e poi sfoga sullo Iacono. Qui l'avanzata da parte di Lo Iacono, calcio d'angolo. La bandierina andrà a Palma. Sistema il pallone, anzi Chiarello, se n'è andato Palma, arriva il fischio con Chiarello che sistema il pallone, propone all'indietro su Scafidi che calcia al volo. Bella idea, che però non si tramuta in gol per Aymen Scafidi. Tanto c'è un cambio per la Junior Sport Lab, l'uscita di campo, l'ingresso di Raffaele.
riprende il gioco con Siracusano. Altra palla battuta in avanti, colpo di testa di Barba Giovanni sui piedi di Palma. Palma che allarga su Doncor. Doncor se la sistema, serie di finte, poi riesce a passare Doncor, c'è la chiusura, Tormina anticipato da Messina. Lancia in avanti di Addinga, poi recupera Tripoli, Chiarello, ancora Tripoli a pressare. Ultimo quarto d'ora con partita ormai indirizzata. Tormini, Scafidi, fronte alla porta Scafidi, la finta, viene fermato, ancora Scafidi, vince un rimpallo, la tiene, va giù. Tutto ok per l'arbitro. Addinga recupera ancora Scafidi. Chiarello, Palma pressato, riesce a scaricarla ancora in avanti, Tormina arriva in ritardo ma c'è Chiarello. Chiarello al tiro, palla fuori. Qui il tocco sbagliato di Giglia, regala palla alla Fincantieri. Chiarello, Scafidi, non riesce a tenerla, poi subentra Ruvolo, molto bene Ruvolo, però qui perde palla. E allora attenzione alla ripartenza con Passalacqua che prova ad innescare Prestipino, ma bravissimo Ruvolo a rimediare al suo stesso errore. E Martorana che tocca per Polizzi. Di Maggio torna da Martorana. Qui si gira e avanza lo Iacono. Tormina controlla a seguire e scarico su Palma. Ancora Tormina. Il servizio in avanti, lo Iacono preso in controtempo, allora recuperano palla gli ospiti con Prestipino. Sbagliato il tocco. Occhio alla corsa di Doncor, fuori gioco. Di Maggio, la battuta lunga, il colpo di testa di Barba Giovanni, poi Scafidi fermato da Passalacqua, serie di finte. E poi Polizzi mette fuori. Palla lunga, Doncor. Avanza Doncor. Intercetto da parte di Giglia, ma arriva Taormina a proteggere ancora per Doncor che avanza, la perde. Caruso, tocco centrale sbagliato per il numero 18 Raffaele. Palma, tocco per lo Iacono che prova a cambiare gioco, ma una palla forzata e quindi persa. Ultimi 10 di questa partita, più recupero.
Martorana ha rischiato qualcosa qui, poi Palma, Chiarello rischia, infatti la perde. Qui occhio a questo scambio che favorisce Campo, anticipa l'uscita di Martorana, la palla va verso l'esterno, Martorana con un ottimo guizzo. Tripoli rischia qualcosa, poi Scafidi, ancora per Tripoli. Taormina, altro 1-2. Tripoli, la finta, passa in mezzo a tre, viene fermato, l'arbitro qui non vede il fallo. Subentra Taormina, che però non tiene il pallone in campo. Tripoli va in anticipo, poi cerca di proseguire la sua corsa per vie esterne, chiuso da Dinga. Ora si partirà da Messina, dal fondo. 8,5 più recupera alla fine. Qui recupera palla Doncor, che finta il cross, manda per aria Barbagiovanni. Il cross lo fa adesso, c'è la deviazione. Sarà calcio d'angolo per la Fincantieri, che insiste. Direttore di gara che invita la Fincantieri ad accelerare i tempi. Chiarello alla battuta. Palla che spiove in area. Taormina prende il tempo giusto. Colpisce però male. È rimasto giù. Si rialza Simeon Taormina, autore dei 2 gol che hanno definitivamente sigillato la partita dopo il 1-2 tra primo e secondo tempo di Diego Piazza. Qui intanto riesce ad andare via a Dinga, lungo linea, intercetta Di Maggio, poi ancora a Dinga. Non riesce però a controllare Giglia e allora il pallone c'è la Scafidi. Polizzi. Lo Iacono. Qui intanto la corsa di Doncor che va sul fondo, crossa, deviazione, altro corner. Ed è ancora Chiarello dalla bandierina quando i minuti giocati sono 33 secondi 40, quindi poco più di 6 minuti più recupero. Vittoria ormai in ghiaccio per la Fincantieri, la numero 14, con Chiarello che va dalla bandierina. Bella palla messa al centro, di testa passa l'acqua, anticipa anche il suo portiere, poi arriva lo Iacono. Lo Iacono va sul fondo, mette al centro, secondo palo, la palla colpisce la faccia esterna della traversa. Qui altra palla recuperata dalla Fincantieri. Tripoli dribbla verso l'interno. Di Maggio. Chiarello. Ancora cerca Di Maggio, anticipato. Poi Chiarello di testa, sempre verso il suo capitano che va a lottare e induce a Dinga a mettere la palla oltre la linea laterale. Intanto conclusione di Tripoli deviata e la palla finisce in rete. Gol del 5-0.
Sembrava aver sorvolato la traversa e invece va a referto anche Tripoli, che dopo l'assist segna il gol del 5-0. E dunque arrotonda ulteriormente il punteggio quando siamo negli ultimi 4 minuti di partita. Siracusano. Tocco centrale per Molica in profondità verso Passalacqua, chiude Di Maggio che poi si addormenta. Ancora Molica che subentra sull'azione, Di Maggio viene saltato, lo Iacono in aiuto. Doncor per Ruvolo, contrastato regolarmente, la rimessa, anzi calcio d'angolo. Battuto corto per Chiarello che crossa, secondo palo, non arriva Doncor, non arriva Di Maggio, la palla finisce direttamente oltre la linea di fondo. Qui la palla recuperata da Scafidi. Serie di finte. Doncor. Il cross al volo, Ruvolo deviato. Calcio d'angolo ancora. C'è Palma sul pallone, c'è Chiarello. Scambiano i due, allora ancora Palma. Lo Iacono rientrava dal fuorigioco, Chiarello, palla persa, poi ancora Fincantieri che imbastisce con Palma. Riesce a tenerla nonostante i contatti. E lo Iacono. Tocca per Tripoli, poi Polizzi. Tripoli. Polizzi. Alla fine verticalizza, va da Chiarello che non ci arriva, non arriva neanche lo Iacono, però spazza. In fallo laterale Barba Giovanni. Pallone per Palma, Scafidi. Scafidi apre su Tripoli. Di Maggio cerca di andare sulla fascia, mette al centro il pallone, arriva dove c'è Raffaele, poi Taormina passa, resiste una carica, Taormina, l'uscita di Messina che gli copre lo specchio, gli nega il 6-0. Poi cerca di partire Molica, lo chiude Tripoli. E Palma. C'è il fischio, calcio di punizione. Ad un passo dalla tripletta. Simeon Taormina. Giglia ricomincia, poi c'è un tocco in fallo laterale, 2 minuti di recupero accordati dal direttore di gara. E Tripoli che va con le mani verso Di Maggio.
Lo Iacono. Lo Iacono va lungo, l'anticipo da parte di Siracusano, poi Palma che prende in controtempo Raffaele, porta a spasso il pallone agli avversari. Scafidi, il dribbling che riesce, poi l'apertura intercettata da Passalacqua. Sfera che si perde in fallo laterale, ultimo minuto e 20 della partita. Polizzi, Di Maggio, senza rischiare su Polizzi, rientra dal fuorigioco, fuori tempo massimo in questo caso Ruvolo. La giocata sull'out con la palla persa. Allora Di Maggio che può condurre quello che potrebbe essere l'ultima palla della partita. Di Maggio in profondità dove però non arrivano compagni. Poi Giglia fermato da Chiarelli. Tripoli sbaglia. Giglia. Ancora Tripoli, questa volta in fase difensiva in collaborazione con Kevin Di Maggio. Palla a Martorana. Il direttore di gara che inizia a guardare il cronometro. Lo Iacono, e su questa giocata finisce la partita. 5-0 per la Fincantieri, che batte anche la Junior Sport Lab. Doppietta Piazza, doppietta Taormina, con nel finale di Tripoli. Ringraziamento come sempre a chi ci ha seguito sul canale YouTube di Sportisi. L'appuntamento sia sul canale sia sulle pagine Facebook e Instagram e ovviamente sul sito sportisili.it per le immagini salienti che andranno online nella giornata di domani. Sempre domani, infine, l'ultimo appuntamento live di questo lungo weekend con sempre il CUS in campo, la formazione Under 18 degli allievi regionali che se la vedranno contro la TF. Grazie a chi ci ha seguito. Buon proseguimento di domenica.